Alla fine del mio intervento capirete perché si intitola I sottomarini non nuotano, e cerco di dare un po' alcune basi che poi potranno essere utilizzate dai relatori che mi seguiranno quando affronteranno i loro temi, che sono ad esempio il linguaggio naturale piuttosto che questioni etiche e cose di questo genere. Allora, cominciamo col dire che il tema dell'intelligenza artificiale, definire cosa voglia dire intelligenza è una missione ardua, e le prime definizioni che riguardano l'intelligenza artificiale risalgono al 1947, quindi molti anni fa, 80 anni fa, con Alan Turing. Se avete visto il film Imitation Game, Alan Turing è stato un famosissimo, importante crittografo che ha aiutato nel conflitto, nella seconda guerra mondiale, decifrando la macchina dei tedeschi Enigma. E lui aveva proposto una definizione non per definire cosa sia l'intelligenza artificiale, è molto difficile dire cosa sia intelligenza, quanto per riconoscerla. Allora si chiamava appunto The Imitation Game, come il titolo del film, questo paper pubblicato su Intelligent Machinery del 1947, che sostanzialmente diceva che se la persona C sta interagendo con qualcuno dietro un muro che non riesce a vedere, e se questo qualcuno è una macchina e la persona non riesce a capire che è una macchina, allora si dice che la macchina sta esibendo un comportamento intelligente. Questo ha generato una serie di chatbot, che avete presente, Siri, comunque i chatbot che si usano adesso, hanno cominciato intorno agli anni 50 del secolo scorso, quindi 70 anni fa, in cui si cerca di fare in modo che la persona che interagisce col chatbot non sia in grado di riconoscere che effettivamente c'è una macchina dietro. E questo si chiama, e dietro questa cosa ci sono stati dei premi. Il primo chatbot di questo genere è stato fatto da questo signore che si chiama Weizenbaum, e il chatbot, il primo chatbot famoso, si chiamava Eliza. Eliza, faceva finta di essere uno psicoterapeuta rogeriano. Cosa vuol dire? Era uno psicanalista di quelli che stanno sul lettino e dicono: buongiorno, mi dica qualcosa, mi sento male. Ma perché si sente male? Perché sono triste. E perché è triste? E sono triste perché nessuno mi capisce. E perché nessuno la capisce? E via avanti così, insomma, facendo sempre domande per ributtare la palla dalla parte del paziente, diciamo. Questo Eliza naturalmente non ha convinto nessuno, era veramente molto rudimentale, però è stata una base teorica, sperimentale importante. Diciamo quindi che il tema dell'intelligenza artificiale, come capite, è un tema vecchio, appunto risale intorno al 1950. La parola, Eliza del 64, scusate, la parola, il termine intelligenza artificiale è stato proposto per la prima volta da questi 4 giganti dell'informatica, McCarthy, Shannon, Rochester e Minsky, nel 1955, quando hanno fatto una richiesta di un finanziamento per un campus estivo all'Università di Dartmouth, per dire tutto quello che tutto quello che fa un cervello umano può essere simulato, mimato, emulato, e quindi noi chiediamo un finanziamento per un progetto estivo per andare a ricostruire un'intelligenza umana. E naturalmente sono passati un po' di decenni, sono passati molti miliardi di dollari rispetto alla richiesta iniziale e ancora siamo abbastanza lontani. Diciamo che alcune delle milestone principali che ricordo qui sono: nel 1957 Rosenblatt, che era un signore che lavorava con un finanziamento della Marina statunitense, ha presentato quello che è chiamato il percettrone, e già nel 1957 gli articoli del giornale dicevano questo è una macchina che consentirà di imparare, riprodursi ed essere intelligente come più degli umani, e questo diceva nel 1957. Un nuovo tipo di calcolatore che simula il cervello umano, poi vediamo come. Il termine machine learning, apprendimento della macchina, cioè una macchina che modifica il suo comportamento sulla base di quello che sono le esperienze, tra virgolette. Usatele tutte come metafore queste parole, perché in realtà non è che un computer ha un'esperienza. Questo è il mio telefono, che chiudo, scusate, modalità aereo.
Il termine machine learning si deve ad Arthur Samuel nel 59 e Eliza di questo signore Weizenbaum di cui vi ho fatto vedere la foto, e poi c'è una cosa molto importante nel 1970 che è stata questa l'introduzione, due cose, la realizzazione di MySyn, che era un sistema esperto, poi capiamo cos'è un sistema esperto, in grado di fare diagnosi di malattie infettive, molto appropriato per i tempi odierni, e MySyn era stato fatto da questa persona che si chiama Shortleaf, in realtà ha cominciato nel 70 e ha finito nel 72 e non è mai entrato in produzione, era un sistema composto da qualche migliaio di regole, poi capiamo. E Lin Naiman, un matematico finlandese, ha fatto la prima implementazione di una cosa che è diventata un mattone fondamentale che si chiama backpropagation. Poi sì, ci sono state alcune cose, diciamo, adesso io sono stato volutamente sintetico in questa slide, in Giappone sono stati fatti dei grandi finanziamenti intorno alla programmazione logica, cosiddetto, si voleva fare un supercomputer intelligente, hanno buttato decine di miliardi di dollari per realizzare queste cose, ma sostanzialmente le basi teoriche erano già state fatte e le grandi applicazioni non arrivavano. E questa è stata quella che è stata una stagione di delusione nei confronti dell'intelligenza artificiale, perché appunto nel 55 dicevano possiamo riprodurre tutto, no, nel 60 cavoli abbiamo fatto una cosa che assomiglia a una persona umana quando chiacchiera, cioè Eliza, e poi c'è stato questo grande periodo di buio che è stato chiamato l'inverno dell'intelligenza artificiale, AI Winter, che è tornata alla ribalta nel 1997 quando l'IBM fa Deep Blue e poi vabbè, tutta una serie di cose in televisione, si vince a Jeopardy, dei ricercatori dell'MIT fanno questo Roomba, se avete presente gli aspirapolveri, quelli che girano per casa andando ad aspirare nei posti e quando si scaricano le batterie vanno a ricollegarsi da solo. Questo è nato nel 2002 appunto come da dei ricercatori dell'MIT. Eugene Gutzman è un chatbot del 2014 e veniamo veramente ai giorni quasi nostri, che secondo alcuni ha superato questo test di Turing, fingeva di essere un ragazzo tredicenne ucraino. Perché tredicenne? Perché così può avere una visione del mondo semplificata. E perché ucraino? Perché magari non conosce il nostro mondo e quindi ci sta che ogni tanto sbagli. In realtà non è che fosse un granché. Nel 2016 c'è stata Microsoft che ha fatto un chatbot su Twitter, si chiamava Tay-Tweets, e sostanzialmente l'idea era che il chatbot imparasse a rispondere sulla base dei tweet che riceveva, quindi era interattivo nel senso che partiva tra virgolette vuoto e dopodiché sulla base dei tweet che riceveva imparava a rispondere a tono. Naturalmente queste cose, come sempre, non vanno nel modo come uno si aspetterebbe. Adesso vi racconto una chicca un po' poco nota, anzi due. La prima è che nel 2015 invece c'è stato quello che secondo me è stato, non è riportato nella letteratura scientifica, ma è stato veramente il superamento del test di Turing, cioè gente che interagiva con una macchina pensando di essere a contatto con degli umani. Ashley Madison è un sito per incontri extraconiugali canadese, fatto in Canada, cioè sostanzialmente se uno vuole trovare un'avventura va lì sopra, e nel 2015 è stato oggetto di un leak, cioè qualcuno l'ha craccato e ha pubblicato online tutto il codice sorgente e il database degli utenti. E così si è scoperto che su 4 milioni e mezzo di utenti c'erano 15.000 femmine, ovvero 485.000 persone erano maschi che chattavano sul sito con dei bot, perché poi nel codice hanno trovato molti tipi di bot diversi, con dei bot convinti che fossero donne. E questo decisamente è stato un superamento del test di Turing, certo favorito dal fatto che, se vogliamo, l'ambito è molto più limitato, il linguaggio semplice, eccetera, e quindi non è così difficile come una questione di carattere generale, diciamo, però è stato decisamente un superamento del test di Turing. Un'altra cosa divertente è stata
nel 1972 un signore ha fatto un altro chatbot che questa volta, a differenza di Eliza, non faceva lo psicoterapeuta, ma faceva lo schizofrenico paranoide. E quindi era uno che quando ci chattava diceva alla fine sempre c'è di mezzo la mafia, c'è di mezzo il crimine organizzato, io sono... Ora, nel 1973, Vint Cerf, che è uno dei padri di Internet, ha collegato due computer, ha fatto una delle prime dimostrazioni di Internet, mettendo su una macchina Eliza, lo psicoterapeuta, e su un'altra macchina Parry, che era lo schizofrenico paranoide, e li ha messi tra virgolette a chiacchierare tra di loro. Questo è un pezzo della trascrizione di quella chiacchierata del 1973, una delle prime dimostrazioni di Internet. Questi invece sono alcuni tweet di TayTweets, questo chatbot su Twitter che apprende, fatto da Microsoft, e dove vediamo che, vabbè, cosa succede se tu metti su Twitter un chatbot e dichiari che quel chatbot impara da Twitter? Che un sacco di buontemponi cominciano a bersagliarlo per fargli dire le peggio cose, e in effetti così è successo. Nel giro di poche ore TayTweet è diventato un razzista xenofobo e Microsoft ha dovuto chiuderlo, come potete vedere. Questo è un messaggio, cioè è un punto abbastanza importante, cioè quando tu hai un sistema e introduci che si sta comportando in un determinato modo ed introduci all'interno di quel sistema un qualcosa di nuovo, quel sistema non è più quello di prima. Guardate cosa sta succedendo adesso col virus nel nostro mondo. E così anche online. Tu hai un sistema Twitter che sta funzionando in un certo modo, metti dentro una cosa che isolata in laboratorio si comporta in un modo completamente diverso, cioè limitato, tutto corretto, eccetera, lo metti nel mondo vero e poi succedono delle conseguenze inattese. Vabbè, questa è un po' la storia, no? Io faccio parte di questo gruppo, come si ricordava prima, che si chiama High Level Expert Group on Artificial Intelligence per la Commissione Europea, e noi ci siamo dati una nostra definizione di che cosa sia l'intelligenza artificiale. E fatemi dire, in estrema sintesi, l'idea è che c'è un ambiente. Io non so su questo programma se si vede il mio mouse. Si vede il mio mouse? Io provi a muoverlo, non vedo, io non lo vedo. Sì. Ah sì, eccolo sopra me. Ok, perfetto, si posso indicare. Benissimo. Allora l'idea è che ci sia un agente che percepisce l'ambiente. Come fa un agente artificiale a percepire l'ambiente? Attraverso sensori, numeri, dati, input di qualche genere. Percepisce l'ambiente, esegue su questo ambiente un'azione e poi va con questo ciclo di feedback finché arriva ad avvicinarsi a un obiettivo complesso, eventualmente anche usando dei meccanismi tra virgolette di ricompensa, cioè il fatto che alla gente arrivano dei segnali se si sta avvicinando all'obiettivo, segnali in una certa direzione, segnali in direzione opposta se si sta allontanando dall'obiettivo. Ecco, ci sono due grandi famiglie, categorie di sistemi di intelligenza artificiale che in modo impreciso, ma per capirci, io chiamo così, forse più semplice, top down e bottom up, due modelli. Allora, il modello top down è quello che andava di moda negli anni 80, tra fine anni 70 e anni 80 del secolo scorso, che prevedeva il fatto di prendere degli esperti, formalizzare la loro conoscenza all'interno di grandi database di regole, che noi chiamiamo pomposamente knowledge base, base di conoscenza, non sono altro che regole formalizzate, dopodiché si prende un programmino che fa delle inferenze su quelle regole, cioè le concatena, e quindi se A, B, se B, C, se C, allora D, e questo si chiama motore inferenziale, è il meccanismo base dei sistemi esperti. E poi c'è un approccio diverso, che è l'approccio che io chiamo bottom up, per capirci, dove si parte dai dati, si cerca di estrarre dai dati dei modelli statistici, mimando il cervello con uno strumento che si chiama rete neurale. Ora, se non capite nulla di questo, non importa, tra qualche minuto vi sarà chiaro. Facciamo un attimo un esempio di che cos'è un sistema esperto. Vi avevo detto prima del sistema esperto del 1970-72,
che si chiamava Mycin. Questa è una regola di Mycin. Mycin aveva qualche migliaio di regole. Allora dice, se il sito della coltura è sangue, questa è la conoscenza, io parlo con un virologo, un infettivologo, e quello mi dice come fai a riconoscere se c'è l'Escherichia coli? Beh, ci deve essere nel sangue, che lo stain deve essere negativo, che la morfologia deve essere fatta così, che arriva dall'urina, eccetera. Allora posso dire che col 60%, 6 volte su 10, 60% di probabilità, l'identità dell'organismo è Escherichia coli. Quindi si parte da qui e si dice, if is blood, and the gram stain is negativo, and the morphology is rod, and the portal of entry is l'urina, and non ci sono state procedure manipolative geniturinarie, and non c'è stata la cistite, allora è Escherichia coli. Questo albero della conoscenza, questo grafo, si naviga in questo modo e rappresenta la nostra base di conoscenza, la nostra knowledge base. Una cosa bella di questi sistemi è che se io arrivo qui e gli dico, e mi dice, Escherichia coli, e sono qua, e dice, ma scusa, ma perché hai detto che è Escherichia coli? Mi basta navigare il grafo al contrario per capire le ragioni. E dice, beh, guarda, risalgo perché non c'era la cistite, perché non c'erano state procedure manipolative geniturinarie, bla bla bla, e riesco a dare tutta la spiegazione del perché il sistema è arrivato a calcolare una tale predizione. Questi sono i sistemi esperti, sono stati fatti dei linguaggi di programmazione apposta, sono stati investiti un sacco di soldi e sostanzialmente oggi esiste ancora una sola grande azienda quotata con un database di 3 milioni e mezzo di regole che sia ancora sul mercato. È un approccio sostanzialmente, non dico in disuso, però non è il cuore dell'attenzione. Il cuore dell'attenzione è l'altro modello, cioè partire dai dati. Partire dai dati, sentiamo dire ogni giorno che i dati sono petrolio, io questo non lo so, però, che è il machine learning. Allora, cos'è il machine learning? Cominciamo con la programmazione. Quando noi pensiamo a un computer, pensiamo a un oggetto che riceve in input un programma, dei dati, e il computer calcola un output. No, come ad esempio il programmino lì sulla destra, molto semplice, che fa la moltiplicazione tra due numeri. Quando pensiamo a un computer, pensiamo a un oggetto così. Il machine learning è una bestia un po' diversa. Si prende un computer, gli si danno in pasto, si fissano dei parametri, si regolano delle manopoline, si danno in pasto dei dati e quel computer tira fuori un modello. Una volta che io ho questo modello, con nuovi dati, si danno in pasto al computer il modello e i nuovi dati e si fa una predizione. E sottolineo predizione e non output perché l'output è calcolato e 3 per 4 fa sempre 12. La predizione è un fatto un po' statistico, è un fatto statistico, quindi non è che fa sempre 12. Se adesso non avete ancora capito niente, è assolutamente legittimo. Vi basti prendere la definizione che fare machine learning vuol dire dare a un computer l'abilità di apprendere e applicare modelli statistici. Apprendere ed applicare, apprendere vuol dire distillare dai dati modelli statistici ed applicarli anche se non esplicitamente programmati questi modelli. Ci sono su Wikipedia 82 algoritmi di classificazione statistica, così per darvi una misura. Facciamo un esempio molto facile e semplice. Questo è lo Skyline di Milano al tramonto. Io non so se qualcuno può scrivere sulla chat, la domanda è: se questa è la sera di oggi, domani come sarà il tempo? Vediamo il primo che scrive la cosa giusta. Nessuno scrive? Forse non vedo io la chat? No, io sono sulla chat, infatti a parte potrei scrivere io, ma il tempo si spera. PT a usare, vi abbiamo nelle mail, sottolineo, ribadisco, nelle mail che abbiamo inviato, oltre al link di accesso all'evento, c'è anche la chat, la professoressa Vasta forse ha risposto, ma nella chat del corso, lei ha scritto, ha detto, non so se posso leggere una 3 secondi, rosso di sera, bel tempo si spera. Esatto, rosso di sera, bel tempo si spera.
Rosso di sera, bel tempo si spera, no, è Milano, non è Dubai, è proprio Milano, Porta Garibaldi. Questi sulla destra sono i palazzi del Bosco Verticale e questa è la sede di Unicredit. Ho messo qui un rettangolo grigio per non fare la pubblicità all'Unicredit, ma è proprio Milano, fidatevi. Ora, rosso di sera, bel tempo si spera. Questo qui è un modello statistico generato dall'osservazione, cioè i contadini dicevano, oh cavoli, oggi è bel tempo, ieri sera era rosso. Oggi è bel tempo, ieri sera era rosso. Oggi è bel tempo, ieri sera era rosso. Oggi è brutto tempo, ieri sera non era rosso. Oggi c'è brutto tempo, ieri sera non era rosso. Dopo un po' che si osserva questa correlazione, uno ci fa una regola. Si fa la regola col proverbio. Rosso di sera, bel tempo si spera. Red sky at night, shepherd's delight in Inghilterra. Cioè un po' in tutto il mondo questa cosa. Non in tutto il mondo, in buona parte dell'Europa. E questo perché accade? Ma non è importante che accada, capire perché accade. L'importante è che se stasera c'è rosso, è molto probabile che domani ci sia bel tempo. Non è sicuro, però è molto probabile. Da dove deriva questo? Dal fatto che le perturbazioni di origine atlantica arrivano da ovest e quindi se per caso c'è una perturbazione in arrivo e ci sono i nuvoloni alla sera, i nuvoloni sono, diciamo, verso ovest, filtrano la luce del sole bassa sull'orizzonte al tramonto che blocca le frequenze più basse e quindi il rosso che quindi non ci arriva. Quindi se la sera non c'è rosso è perché all'orizzonte a ovest ci sono dei nuvoloni carichi di acqua e quindi probabilmente poi questi nuvoloni arrivano il giorno dopo e piove. Questa è la ragione tecnica per cui se non c'è il rosso la sera il giorno dopo piove, oppure se c'è il rosso alla sera vuol dire che non ci sono i nuvoloni e quindi domani non ci sarà pioggia. Non sempre, perché qualche volta c'è anche qualche perturbazione che ci arriva dalle Alpi, quindi rosso di sera, bel tempo, si spera, cioè non è una cosa certa. Vedete, quindi il nostro computer, il nostro contadino, i suoi parametri sono l'osservazione che ha fatto, i dati sono la correlazione tra il rosso di sera e il giorno dopo che c'è bel tempo, ha tirato fuori un modello che è il proverbio e poi sulla base di questo proverbio con dei nuovi dati, stasera c'è bel tempo, può fare delle predizioni. Come sarà il tempo domani? Questo qui è un esempio di machine learning minimo, un bit di machine learning se vogliamo. Potrei fare delle cose più complicate, se io devo andare in Islanda e vedo come vanno i prezzi nei mesi del biglietto aereo per andare a Reykjavik, posso costruire, osservando i prezzi, posso costruire un grafo di questo genere. Questi sono i prezzi osservati. A questo punto posso usare su Excel, se qualcuno di voi l'ha mai fatto, posso usare su Excel, fissare alcuni parametri e fare ad esempio questa retta che è una regressione lineare che approssima, molto male evidentemente, ma interpola, approssima i prezzi osservati. Quindi io parto dall'osservazione dei prezzi, che è l'osservazione del mondo, e dopodiché costruisco un modello matematico che mi approssima, che mi descrive l'osservazione. Naturalmente posso migliorare quel modello, adesso non mi dilungo su come, ho un valore che mi dice quanto il modello ci piglia, che si chiama coefficiente di determinazione, al 90%, e insomma, allora, la retta aveva un coefficiente di determinazione molto basso. Vedete, cioè c'è una distanza molto alta tra la retta e i dati osservati, e quindi ci piglia poco, questo 0,3 vuol dire che ci piglia poco. Poi cambiando questi parametri mi cambia la funzione, cioè il mio modello matematico, e vedete che ci si avvicina sempre di più, no? Quindi l'errore diminuisce. In pratica parto con un errore molto ampio e poi cambiando il fine tuning dei parametri l'errore diminuisce. E così ad un certo punto ho un modello che mi descrive in modo accurato, abbastanza accurato, la realtà ed è in grado di farmi delle predizioni. Le predizioni sono cose molto utili perché io potrei dire ad esempio con questo modello oggi devo andare a New York, mancano 6 settimane al volo, il biglietto costa non so, 400 euro, sono andata,
mi dice ne costa 420, quando mi conviene comprarlo e quanto posso pensare di pagare. Ti conviene aspettare un altro mese e probabilmente lo pagherai intorno ai 180 euro, perché questo sarà il valore più basso. Questo andamento nei prezzi dei voli c'è sempre, in tutti i prezzi dei voli, vanno sempre così. Quindi se noi osservando i dati riusciamo a tirare fuori questa correlazione, siamo in grado di capire quando è meglio comprare il biglietto e quanto potremmo spendere. Questa variazione che c'è tra il modello costruito e i dati osservati, naturalmente il modello è tanto migliore, tanto più quella discrepanza è piccola e uniforme su tutto il tempo. Quindi il meccanismo che noi abbiamo utilizzato in questo modo per ottimizzare il nostro modello avvicinandolo ai dati osservati dalla realtà è quello che in gergo tecnico si chiama minimizzazione della funzione di costo. Ci sono delle tecniche, quindi la funzione di costo è sostanzialmente quanto il modello è lontano dal descrivere la realtà. Ci sono diverse tecniche. La tecnica principale per minimizzare la funzione di costo è quella che si chiama la discesa del gradiente, vuol dire all'inizio sono in montagna, nel senso che la differenza è molto alta e poi via via arrivo fino al minimo possibile della differenza, no? Questo è quello che rappresenta questo grafo. Ora vi ho fatto un esempio, rosso di sera, bel tempo si spera, i prezzi degli aerei con la sua curva che li interpola, quindi che mi dice nel tempo come variano. Potrei fare un sistema analogo e andare a cercare le correlazioni, ad esempio, tra i prezzi degli appartamenti e le caratteristiche, perché se un appartamento ha 3 vani ed è a un terzo piano, in una stabile che ha un secolo e con una classe energetica G, può avere un determinato prezzo. Se invece viceversa un edificio recente in classe energetica su una mansarda eccetera ha un altro prezzo, dipende dal quartiere e via dicendo. Quindi ci possono essere tante dimensioni che contribuiscono a definire il motivo del prezzo. Se io prendo e osservo 1000 appartamenti nella vostra città, no? Osservo 1000 appartamenti e guardo come le loro caratteristiche sono correlate al prezzo, posso distillare un modello statistico che mi lega questi parametri al prezzo. Una volta che io ho distillato questo modello statistico, osservando la realtà, posso, osservando quindi i prezzi degli appartamenti e le loro caratteristiche, come sono correlati questi prezzi alle loro caratteristiche, una volta costruito il modello, posso usare questo modello per fare le stime degli appartamenti. Quindi arriva un signore da me che mi dice: buongiorno, voglio vendere il mio appartamento. Come è fatto? Beh, è un monolocale al pian terreno in un quartiere malfamato e dice: guarda, secondo me questo appartamento lei lo vende a 90.000 euro. Questo è il machine learning, estrarre modelli statistici dai dati e usarli per fare nuove predizioni. I modelli statistici si affinano cambiando i parametri, riducendo la funzione di costo con una tecnica che si chiama discesa del gradiente. Esiste anche tutta un'altra famiglia di algoritmi di intelligenza artificiale che serve a fare classificazioni. Quindi di nuovo partiamo dal nostro esempio su Excel, io ho questi punti e posso stabilire, in qualche modo capire di qua o di là, cioè fare classificazioni di qua o di là. Questo è un candidato che supererà l'esame, questo no. Questa è una cellula sana, questa è una cellula tumorale. Questo è uno che è molto rischioso per la polizza assicurativa, questo è uno tranquillo. Ci sono anche questa possibilità. Questa linea che divide chi sta di qui da chi sta di là si chiama confine della decisione, decision boundary. Ci sono diversi algoritmi per fare dei decision boundary e quindi andare a fare questa classificazione statistica. Quello sulla destra, che vedete così complicato, perché questo fatto in Excel, questo decision boundary fatto in Excel è una retta, fatta più o meno come l'esempio che vi facevo vedere prima. Queste qui sono decision boundary già un po' più complicate, no? Sulla base di alcune caratteristiche
Questo è un algoritmo che si chiama Decision Tree, questo è un algoritmo che si chiama Random Forest. Questo qui è un decision boundary molto complesso. Come faccio a fare questo decision boundary così complesso? Uso una tecnica che è appunto quella delle reti neurali, che ci consente di fare dei modelli. Le reti neurali sono degli oggetti che simulano, vogliono mimare il cervello umano, almeno quello che noi conoscevamo nel 1957 di come funzionava un cervello umano. Un neurone mediamente ha 1 migliaio di connessioni, cioè ogni neurone nel nostro cervello è connesso a 1000 altri neuroni. I neuroni funzionano così: questo qui riceve ha una certa quantità di sostanze chimiche di elettricità, per cui a un certo punto supera la soglia di attivazione, quello si carica come se fosse una molla e poi spara giù lungo l'assone una scarica elettrica che attraverso le sinapsi va a colpire gli altri 1000 neuroni a cui è collegato. Ciascuno di questi neuroni riceve una parte della corrente, della scarica elettrica generata da questo, e quindi se poi supera la sua soglia di attivazione si carica e poi si scarica sparando, si dice fires, spara, e quindi attiva neuroni a sua volta. Immaginatevi, voi vedete un flash di luce, la luce viene convertita dai vostri occhi in elettricità, banalizzo, c'è un neurone, una fascia neuronale che porta sulla parte dietro della vostra testa, nella parte occipitale, e lì, sulla corteccia cerebrale lì dentro, e lì si attivano una serie di propagazioni di questo segnale da uno strato di neuroni agli altri. Allora, questa cosa si può modellare facilmente, non spaventatevi, in matematica, perché se lo stato di questo neurone, questi qui sono tutti i neuroni che stanno a monte di questo neurone. Questi sono i neuroni del nervo ottico, questo è il neurone della corteccia cerebrale. Il livello di eccitazione di questo neurone, da che cosa dipende? Beh, dipende dai neuroni che stanno a monte quanto hanno scaricato, quanta corrente gli hanno buttato giù, e quindi dal loro livello di attivazione. Quindi dipende dallo stato del neurone in mezzo, dipende dai livelli di attivazione dei neuroni a monte. Ma attenzione, non tutte le sinapsi, cioè non tutti i collegamenti tra neuroni si comportano allo stesso modo. Alcuni inibiscono la scarica elettrica, altri la favoriscono. Per cui se qui c'è una sinapsi che blocca la scarica elettrica, anche se questo è al 100%, questo andrà a 0 e il risultato è che il contributo che il neurone 1 darà a questo neurone è 0, perché la sinapsi blocca tutto. Quindi bisogna prendere il livello di attivazione e moltiplicarlo per questo peso della sinapsi. La somma di tutti questi contributi mi dà lo stato di attivazione di questo neurone. Così è come noi simuliamo i neuroni con la matematica. È una cosa molto semplice, alla fine sono somme e moltiplicazioni. I neuroni, questa è una rete molto semplice, è un percettrone per l'appunto, l'idea fatta a metà del secolo scorso. Le reti possono essere complicate quanto vogliamo, con molti neuroni in più. Quello che conta è l'input e l'output, quello che entra a sinistra e quello che esce a destra. Quello che accade nel mezzo in realtà non ci interessa. Si parla di cosiddetti livelli nascosti. Quando una rete ha 2 o più livelli nascosti si parla di deep learning, di reti profonde, di apprendimento profondo. È una metafora la parola apprendimento, prendiamola per quello che è, però abbiamo capito che si tratta di somme e moltiplicazioni. Vediamo il primo che dà la risposta giusta di quant'è il valore di attivazione del neurone bianco. Ma siete molto lenti sulla chat, ragazzi. 0,2, perfetto. 0,2 perché funziona esattamente così, meno 0,3 per 1, eccetera. Questa cosa viene rappresentata in un modo matematico più semplicemente in questo modo, che non vuol dire, cioè questo modo di descrivere le cose è esattamente quello che c'è in basso. Però posso scrivere più facilmente W per A uguale 0,2. Ci sono delle calcolatrici?
dei calcolatori, dei software di calcolo che fanno esattamente questo, calcolo matriciale, e mi consentono di descrivere in modo altrettanto semplice reti più complesse, per cui questo è W, questo è A, e per calcolare tutti gli output di questa cosa non devo fare altro che scrivere W per A, e la calcolatrice mi dice tutta la sfilza di risultati. Così si calcola una rete neurale. Adesso un ultimo passaggio difficile, poi praticamente abbiamo finito. Se io volessi che il neurone bianco in basso, invece di essere in questa semplice rete a 2 livelli, invece di essere 0,3 fosse 1, come dovrei cambiare i pesi di queste sinapsi? Vediamo chi ci piglia per primo. Ad esempio, cambiare meno 0,2 in possibile che nessuno ci pigli? No. Se io metto 0 al posto di meno 0,2, questo fa 1 per 0 più 0 per 0,5 più 1 per 0,5 e questo va a 1. Invece, e questo va a 0,5, invece io voglio che vada a 1. Esatto. Se io avessi 0,5, questi due neuroni si sommano e qui vado a 1. Vedete, quello che sto facendo è andare a ritoccare dei pesi, perché questo qua mi dice 0,3, io voglio che sia 1, allora vado a ritoccare i pesi dietro, i pesi delle sinapsi, in modo tale da ottenere il risultato desiderato. Questa cosa è alla base del famoso algoritmo della backpropagation del 1970. Forward e backpropagation. Abbiamo capito che prendendo dei valori in input, questi valori di input moltiplicati per questi pesi mi consentono di calcolare questi valori di questo secondo layer, di questo secondo livello. Dopodiché posso andare avanti e propagare fino ad arrivare a calcolare l'output. Se l'output non è quello che mi aspetto, vado a correggere i pesi andando a modificarli all'indietro con quello che si chiama appunto la backpropagation. Quindi questo è il meccanismo alla base di tutte le reti neurali. Forward propagation, per cui i dati si calcolano in avanti, e backpropagation, l'attività con cui si aggiustano i pesi in modo tale che alla fine la predizione sia quella che ci aspettavamo. Se anche questo vi sembra strano, lo capiamo tra un secondo e abbiamo quasi finito. Cosa vuol dire programmare una rete neurale? Vuol dire raccogliere i dati, fissare i parametri del sistema, alimentare con i dati di training, di addestramento, misurare l'errore, minimizzare la funzione di costo ritoccando i parametri, ricordatevi il grafico prima con Excel, fin tanto che l'errore cala, continuare a modificare questi parametri, quando poi validare con dei dati di test, quando l'errore non cala più, valido con dei dati di test che il modello effettivamente funzioni. Se il modello non funziona, ricomincio da capo. Se funziona, uso la rete per fare nuove predizioni. Questa è una vignetta di XKCD che cattura molto bene la cosa. Quindi questo è il tuo sistema di machine learning. Sì, versi i dati su questa pila di algebra lineare, quindi formula somme e moltiplicazioni, e raccogli le risposte dall'altro lato. E se le risposte sono sbagliate, rimescoli la pila fino a quando sembrano giuste. Questa è l'essenza del machine learning. Quindi costruisco modelli statistici usando questa tecnica delle reti neuronali con forward propagation e back propagation. Allora, quando nella nostra esperienza quotidiana, e vi chiedo di fissarvi su questa foto qua in basso centrale del CAPTCHA di Google, quando nella nostra esperienza ci viene chiesto di indicare quali sono le strade, è perché qui probabilmente Google, in questa qui in basso, non è certo se sia una strada o un marciapiede. E allora chiede a noi umani di dirglielo, perché così facendo gli confermiamo o meno una predizione, e se noi gli diciamo che questa non è una strada, perché evidentemente è un marciapiede, lui non fa altro che fare una backpropagation e andare ad aggiustare il suo modello di predizione.
Quindi quando noi abbiamo di fronte questi captcha, quello che stiamo facendo è aiutare un sistema di intelligenza artificiale a imparare, quindi ad affinarsi. Questa è un'altra vignetta di XKCD che dice: per completare la tua registrazione dici se questa immagine contiene o meno un segnale di stop. Sì, no, ma rispondi velocemente perché l'auto a guida autonoma è quasi arrivata all'incrocio. Ora, andando via molto velocemente, perché mi avvio a conclusione nei prossimi... Un po' siamo un po' coi tempi, comunque penso che sia veramente interessante per tutti, solo sottolineo... Sì, 4 minuti ho finito. Va bene, grazie. La stessa cosa sulle immagini. Il computer non ha l'idea dell'immagine. Ogni immagine è una striscia di numeri che viene data in pasto a una rete. Il computer non ha l'idea di cifra, non ha l'idea di immagine, non ha nessuna idea, vede solo punti e trova le correlazioni tra quei punti, e queste correlazioni poi gli attribuisce quello che noi gli diamo, a quello che noi diamo un significato. Questo naturalmente viene fatto addestrato su tutte 10 cifre con 5.000 esempi, e alla fine abbiamo un sistema che è in grado di riconoscere le cifre scritte a mano. Un sistema di questo genere fa un sacco di calcoli. Questa è una semplice rete per fare riconoscimento di numeri, ed ha 10.285 variabili questa rete che vanno aggiustate. 10.285 variabili per fare il riconoscimento dei numeri con quella rete lì richiede 205 miliardi di calcoli per insegnare a una rete con 5.000 esempi a riconoscere i numeri andando a leggere i pixel, le correlazioni tra i pixel. 205 miliardi di calcoli. Una rete grande, e questa è una rete di 10.000 variabili, piccola, perché una rete grande può avere 100 milioni di variabili. Quindi voi capite che noi oggi riusciamo a fare queste cose, e non le riuscivamo a fare negli anni 80, negli anni 90, semplicemente perché abbiamo dei processori che fanno 30 miliardi di operazioni al secondo, che prima non li avevamo. Computer che fanno 320 miliardi di operazioni al secondo, che è quello che consente di fare l'analisi delle immagini nelle auto. Allora, se noi prendiamo un computer, una rete neurale, gli diamo in pasto un po' di immagini di persone, che vuol dire srotolare i pixel in quel modo e andare a dargli le correlazioni dei pixel, dopo che gli abbiamo fatto, tra virgolette, vedere 1000 immagini di persone in piedi, quello sarà in grado di trovare un'immagine di una persona in piedi in una foto, per cui poi prendiamo una foto, gli ritagliamo fuori un pezzettino di un'immagine e chiediamo alla rete: qui dentro c'è un uomo? Qui dentro evidentemente non c'è. Dopodiché questa gabbia va a prendere pezzettini di immagine per ognuna delle cose, come se fosse andando a capo, poi, e gli chiede ogni volta alla rete: qui dentro c'è un uomo? E così facendo, fino ad arrivare, andando sempre a capo, fino ad arrivare in fondo all'immagine, ritagliando pezzettini e chiedendo alla rete: qui dentro c'è un uomo? E qui non ne ha trovati. Dopodiché si cambia la dimensione e si ripete la dimensione della gabbia, gli si dice: qui dentro c'è un uomo? No. E si va avanti fino a quando arriva al punto dove dice: oh cacchio, qui dentro ho trovato l'immagine di un uomo. Cambiando le dimensioni della gabbia, andando a segmentare così e chiedendo a una rete addestrata se ci sono degli uomini, alla fine mi identifica questi uomini. Se c'è una persona che è seduta, se c'è una persona che sta su una sedia a rotelle, se c'è una persona che si sta allacciando una scarpa, la rete non ha il concetto della persona e non sa che cosa sta facendo. Semplicemente riconosce dei pattern, delle correlazioni all'interno. Lo stesso dicasi per le scritte. Le scritte, questi sono filtri grafici convoluzionali, come si fanno con Photoshop, si tirano fuori le aree e si chiede, e così facendo si trovano le scritte, ma non ha il concetto di scritta. Vado via velocemente saltando questa cosa sulle reti convoluzionali e concludo perché vedo che c'è molta pressione. Spero di avervi trasmesso il fatto che alla fine non è vera intelligenza. L'intelligenza, per come la capiamo noi umani, quindi il fatto di avere la conoscenza di quello che stiamo facendo e di riuscire ad attribuirgli un senso, la macchina non ce l'ha. La macchina non sa che ci sono le immagini, non sa che c'è dentro una cifra, non sa cosa sia un uomo, semplicemente trova correlazioni, e noi abbiamo addestrato una macchina a trovare correlazioni nei dati utilizzando un algoritmo molto sofisticato che è quello della rete neurale
che fa attività di forward propagation e back propagation per minimizzare la differenza tra il modello calcolato e i dati osservati dalla realtà. Questa è l'essenza dell'intelligenza artificiale ed è per questo che la mia presentazione si chiama I sottomarini non nuotano, perché vanno sott'acqua, stanno sott'acqua e fanno un sacco di cose utili, ma non è che nuotino. L'ultima cosa, e qui l'ultimissima, e questo è un esempio di addestramento, questo è un piccione che è stato, non uno, è stato fatto con molti piccioni sono stati addestrati a riconoscere tessuti tumorali, cellule tumorali da immagini istologiche. Semplicemente il piccione deve toccare col becco una zona di un'immagine e poi indicare giallo o blu, dove giallo vuol dire noi attribuiamo il significato di tumorale, il piccione non lo sa, o blu non tumorale. Se il piccione ci azzecca, si apre questa macchina qui dietro, gli fa aprire uno sportellino dove il piccione può andare a mangiare del cibo. Dopo un po' che viene presentato con questa cosa, premiandolo quindi il meccanismo, quindi vi dicevo prima la ricompensa, no? Il reinforcement learning che vi dicevo all'inizio, dopo un po' che il piccione è stato addestrato a riconoscere correttamente le immagini, gliene presento alcune di nuove e lui mi dice questo qui è un tumore, questo non è un tumore. Ma lui non sa che cos'è un tumore, non ha idea di che cosa sia un'immagine istologica, semplicemente sa che quando becca lì, in un certo modo, lui mangia. Questo è lo stesso meccanismo di intelligenza artificiale. Per inciso i piccioni ci pigliano più o meno, diciamo, allo stesso livello dei medici professionisti nell'identificare le cellule tumorali, ma non per questo noi ci faremmo visitare da un piccione. Allora, io mi occupo di robotica e di interazione uomo-macchina e quello di cui voglio parlare oggi non è una lezione strutturata ovviamente, ma saranno diciamo delle suggestioni. Quando si parla di corpo nell'ambiente virtuale, corpo inteso sia per quanto riguarda la robotica, sia per quanto riguarda avatar o altre strutturazioni del genere, possiamo osservare la cosa da diversi punti di vista. Abbiamo la percezione del corpo negli ambienti virtuali, abbiamo il concetto di apparire del corpo, cioè come vediamo l'altro con un corpo e come ci cambia. E tutto ciò crea degli effetti particolari, soprattutto degli effetti psicologici, scusate i refusi, l'ho fatto velocemente stamattina, e questi effetti devono essere presi in considerazione. In più, inoltre, c'è anche la parte della percezione del corpo, cioè come noi possiamo dare corporeità e percepire le cose. Allora, partiamo intanto dei tecnicismi. Come possiamo percepire i corpi nell'ambiente virtuale? Non so se vedete questo video qua che è partito, ma insomma sì. È un video di presentazione di quello che vedete, è un mouse 3D, cioè la persona ha una penna, questa penna la porta letteralmente a spasso e il movimento della penna è riprodotto sullo schermo. Ecco. La caratteristica, la peculiarità di questo sistema è che questo oggetto che voi vedete, che è un oggetto commerciale che si chiama interfaccia aptica, dà la percezione del tatto, ok? Quindi la persona che in questo caso sta effettuando delle operazioni tipo di fresatura su questo oggetto riesce a percepire anche l'interazione meccanica e quindi è una modalità per arricchire l'ambiente virtuale di quello che è la percezione, di quello che è il tatto. Nella nostra società questo sta prendendo sempre più piede e anche se questa è una tecnologia piuttosto avanzata, in realtà abbiamo già tecnologie tattili. Pensiamo ai sistemi di guida semi-autonoma, quando noi abbiamo macchine che hanno il cruise control. Alcune hanno la possibilità di introdurre delle forze virtuali sul volante che ci guidano nel caso in cui ad esempio ci addormentiamo e in autostrada
abbiamo la necessità di seguire una traiettoria rettilinea. Allora, il volante in qualche maniera interagisce con noi, perché noi possiamo guidare e forzare la volontà del volante, ma se noi molliamo le mani, il volante in qualche maniera prende il controllo. Questa è un'altra Guarda modalità. che non vediamo più il tuo schermo, hai interrotto la condivisione? Forse è saltata via, provo a rifarla ripartire. Sì. Ecco, spero sia ripartita. Si vede? Sì, però non in modalità presentazione. Ma se No. di non Perché cambiare, se rimane col non cambio perché ho paura che poi scatti di nuovo. Esatto. Allora, uno degli esempi più concreti di interazione uomo-macchina in cui abbiamo la sensazione del tatto, vedete, qui sullo sfondo si vede un robot che sta eseguendo delle operazioni di lavorazione, delle fresature. Vedete? No. Un robot molto grande che esegue queste lavorazioni. Questo robot non lavora autonomamente, ma è guidato da una persona che ha un joystick. Questo è un joystick 3D aptico, cioè la persona riesce a percepire le forze che l'utensile esercita sul prodotto, quindi anche in questo caso interazione con il corpo. Ecco. Come vedete ci sono diverse modalità di interagire col corpo e ci sono altri aspetti che riguardano l'interazione. L'interazione può avvenire anche a livello percettivo. Partiamo da questo schema, non so se lo riconoscete, ma è il famoso Tamagotchi. Ecco, è stato uno dei primi casi in cui è stato dato corpo a un videogioco, cioè quel semplice simulacro che conteneva questo oggettino virtuale che bisognava coccolare e tenere in vita, in qualche maniera dava delle emozioni, riusciva a triggerare delle emozioni, e la cosa interessante è che venivano triggerate da un qualcosa che non era vivente assolutamente. Ecco, questa è stata la novità. Il Tamagotchi è stato un caso economico, non solamente psicologico, perché ne hanno venduti tanti e riusciva in qualche maniera per la prima volta a creare delle emozioni sintetiche. Da allora però, ma anche precedentemente, molti si sono posti il problema di come un corpo o comunque la percezione antropomorfizzata di un oggetto potesse dare delle emozioni. Clifford Nass, ad esempio, ha studiato i computer, si è reso conto che noi non vediamo i computer in questa modalità qua, cioè come uno strumento assettico, ma tendiamo piuttosto a dargli un'anima, quindi a vederle secondo questa, secondo in maniera un po' più caricaturale. Noi li vediamo come oggetti che in qualche maniera ci possono aiutare e creiamo un certo legame affettivo con loro. Questo è sfruttato tantissimo in robotica. Un esempio per tutti, Paro. Paro è un robot di foca, un cucciolo di foca, che viene utilizzato secondo le stesse modalità della pet therapy, e riesce a secernere emozioni vere attraverso la sua condizione di non umano, di virtuale. Ecco, anche in questo caso è il corpo a fare la differenza, cioè è in questo caso l'antropomorfizzazione non di un umano ma di un cucciolo di animale. La cosa è estremizzata in alcuni ambienti, questo è, non abbiamo tempo di vederlo, però è un video dei coniugi Shimura che sono persone perfettamente coscienti, senza alcuno handicap cognitivo, che hanno letteralmente adottato Paro. Lo fanno perché hanno una percezione emotiva così intensa da avere proprio un legame affettivo simile a quelli che si hanno con una persona in carne ed ossa. Ecco, ci sono, io ho colleghi, Mattia Scheutz è un collega che si occupa proprio di capire come un robot può creare emozioni e può creare empatia. Lui studia proprio l'empatia,
I suoi esperimenti sono di questo tipo. Vi faccio sentire semplicemente uno spezzone di un robot che in qualche maniera va a supplicare il proprio utente e forse si sente anche la voce. Sì, allora aspetta, si vede, non si sente la voce. Ah, ecco, questo è un problema di Teams, mi era capitato ancora. Sostanzialmente, Sì, se è uno schermo di solito o vai Giada lo guidi tu perché dovrebbe... Sì. Ok. Allora, o può impostare la condivisione, l'inclusione dell'audio di sistema direttamente da quando sceglie che finestra condividere, oppure nel suo schermo in alto, scorrendo col cursore verso la webcam, in pratica in alto, si dovrebbe abbassare una finestrella proprio in alto, dove non si abbassa niente, no. al centro, un po' più in alto. No, non compare. No. Ok, No, vabbè, allora non è importante, direttamente dalla non è condivisione. importante perché tanto non abbiamo poco tempo, per cui insomma sostanzialmente quello che avete visto era un robot che supplicava di non fargli fare un determinato task e queste suppliche hanno degli effetti non irrilevanti sulla mente dell'utilizzatore. Il corpo poi tra l'altro ha in funzione del suo apparire dà delle condizioni sulla mente che sono diverse, legate al grado di somiglianza con l'uomo. L'avvallamento innaturale è il classico grafico che mostra come nell'asse delle ascisse abbiamo la somiglianza con l'essere umano, nell'asse delle ordinate abbiamo l'accettazione che si ha di quell'oggetto. Vedete che tanto più è simile a un essere umano, tanto più l'oggetto viene percepito come gradevole, come una persona con la quale possiamo in qualche maniera interagire, tranne che quando è troppo vicino nelle sue sembianze all'essere umano, cioè ha delle imperfezioni, in quel caso lo sentiamo come un qualcosa di sinistro, e si chiama Uncanny Valley questo fenomeno. Era un fenomeno che aveva già osservato Freud con le statue di cera, quando erano fatte abbastanza bene ma non proprio perfette, creavano repulsione. Vorrei concludere con due aspetti veloci, visto che ho ancora qualche minuto di quelli che avevo promesso. Beh, il primo è, visto che parliamo di corpo, noi diamo per scontato di conoscere il nostro corpo e di avere la percezione, la consapevolezza del nostro corpo. In realtà è una condizione mentale la percezione del corpo. Invito tutti quanti a guardare su YouTube un qualsiasi video riguardante l'illusione dell'arto di gomma o Rubber Hand Illusion, in cui come vedete c'è nella foto un soggetto al quale viene stimolata la sua mano che non vede e contemporaneamente vede un'altra mano che viene stimolata meccanicamente in maniera sincrona con la sua mano vera. Ecco, questa stimolazione fa in modo che la mente della persona venga indotta a credere che la sua mano vera non sia nel posto vero, ma sia nel posto spostato. Ecco, questo è un'illusione chiaramente che va a modificare le nostre percezioni ed è interessante perché c'è qualcuno che ha provato a farlo anche in scala completa del corpo. C'è stato questo studio, che tra l'altro è stato pubblicato in Nature nel 2011, in cui una persona attraverso la realtà virtuale è stata indotta a pensare che il proprio corpo non fosse dov'è in realtà, ma fosse spostato in avanti di 3-4 metri. Ecco. Per cui anche il nostro corpo, quando entriamo nella realtà virtuale, è messo in discussione. E il corpo è importante anche per i giudizi che noi diamo. Ci sono studi che dimostrano come se noi giochiamo con un videogioco e il videogioco ha sempre lo stesso avversario che è un sistema automatico, però noi crediamo che sia un personal computer, abbiamo un certo apprezzamento del videogioco. Se invece crediamo di giocare con un uomo in carne ed ossa, abbiamo un apprezzamento diverso, cioè siamo più contenti di giocare con una persona in carne e ossa. Quello che avviene è che se pensiamo di giocare con un robot antropomorfo o con un robot funzionale che non ha una struttura antropomorfa, ecco che l'apprezzamento del gioco
è proporzionale a quello che è il grado di antropomorfizzazione del robot. Questo è anche vero per quanto riguarda la morale. Avete presente il classico dilemma morale del carrellino, del carrello? Cioè praticamente funziona così. Cosa è meglio scegliere? Se questo treno va per la sua strada, investe 4 persone, anzi 5. Se invece un'entità esterna opta come così razionale e fa cambiare il binario al carrello, il carrello uccide un'unica persona. Allora, cosa è giusto fare? Questo è il dilemma morale. Ora, si è visto che le persone hanno giudizi morali su chi esegue l'azione in funzione del fatto che sia una macchina non antropomorfizzata, un uomo oppure un robot, una macchina con delle sembianze umane. Emotivamente noi riteniamo che eticamente sia sbagliato per un uomo prendere la decisione di salvare 5 persone uccidendone una, cioè non accettiamo questa sua prerogativa, però l'accettiamo se a farlo è una macchina. Se invece è un robot umanoide, e quindi ecco il corpo che ritorna dei robot ancora, lo accettiamo parzialmente. Le statistiche dicono che le persone si dividono a metà. E questa è la dimostrazione di come la stessa scelta morale, che dal punto di vista pratico ha gli stessi effetti, cambia il nostro giudizio morale in funzione del fatto che a operarla sia una macchina, un uomo o un robot con sembianze umane. Grazie, anzitutto grazie a tutti, grazie dell'invito, mi fa molto piacere poter discutere queste cose, spero che Stefano Pintarelli possa rimanere qualche minuto e comunque insomma avrei piacere a poi partecipare a una discussione su questi temi che lui diciamo ha illustrato in un modo veramente, non lo dico per plagiare, ma esemplare, perché non è facile, diciamo, introdurre questi temi e penso che lui lo abbia fatto in un modo veramente molto chiaro, straordinario e soprattutto mettendo in luce, partendo da questa considerazione fondamentale che ci sono queste due grandi anime, grandi tecniche nell'intelligenza artificiale che lui ha chiamato top down e bottom up. Cioè degli approcci che partono dalla codifica dei corpori, delle conoscenze elaborate nella cultura sostanzialmente e delle tecniche che invece partono dall'analisi dei dati, diciamo con pochissima conoscenza a priori sui fenomeni e cercano di ricostruire, diciamo, salire a un livello concettuale, di concettualizzare ciò che si osserva, ciò che i dati empirici ci restituiscono. Questa dicotomia, direi questa dialettica, è una dialettica che noi oggi continuiamo a condurre, a sviluppare sul versante con i mezzi della tecnologia, ma è una dialettica che se ci pensate diciamo, permea, pervade, attraversa tutta la filosofia occidentale, dalla contrapposizione tra platonismo e atomismo, no? Quindi tra Platone, Democrito e Epicuro, per passare poi alle origini del pensiero scientifico, cioè verso il 600, nella discussione tra Locke e Leibniz, per esempio, quindi l'empirismo tipicamente anglosassone e il razionalismo tipicamente franco-tedesco, diciamo, c'è Cartesio. Oggi, diciamo, diciamo, nel Novecento, a un certo punto, questa dialettica si riproduce, si continua appunto in questi due approcci fondamentalmente complementari, ecco, che si sviluppano nell'intelligenza artificiale.
L'intelligenza artificiale nasce un po' col perceptron, con Rosenblatt lo diceva appunto Pintarelli, e quindi con questo approccio connessionistico, e cioè basato sull'idea che le percezioni dei fenomeni, di ciò che si osserva, possano poi essere utilizzate per costruire dei modelli, sostanzialmente, dei modelli predittivi. Ma nello stesso tempo e negli stessi anni fu diciamo, lo stesso Minsky a poi dimostrare formalmente che il perceptron, quella classe di macchine, di approcci lì, era intrinsecamente incapace di diciamo, ascendere, di arrivare a livelli di astrazione che servono per esempio per maneggiare l'aritmetica elementare. Questa fu la dimostrazione di Minsky. E quindi nacque poi tutto il filone dei cosiddetti sistemi esperti, Meissen, come ricordava Quintarelli, che appunto hanno caratterizzato l'intelligenza artificiale per tutti gli anni 70 fino agli anni 80. Si sviluppavano negli anni 80 gli approcci neuronali, gli stessi che stiamo utilizzando oggi, ma come diceva Stefano prima, lì il problema era che a quel tempo lì non c'era la potenza di calcolo per farne qualcosa di veramente utile, però per esempio i riconoscitori di scrittura erano già sviluppati con quelle tecniche lì in epoche storiche, insomma negli anni 80-90. Oggi assistiamo ad una grande, diciamo, fioritura, la nuova stagione, la nuova primavera dell'intelligenza artificiale è sicuramente guidata dagli approcci di carattere empiristico, cioè prendere dati appunto e attraverso questi algoritmi che sono stati ben illustrati in precedenza, costruire per esempio dei classificatori. Abbiamo proprio in questi giorni, negli scorsi mesi, assistito a una discussione tra quelli che hanno sviluppato queste tecniche moderne, per esempio alludo a Joshua Bengio, che è un ricercatore canadese che lavora in Canada, e che diciamo, è stato tra i principali, diciamo, sviluppatori di queste moderne tecniche di Deep Neural Networks. E per esempio Gary Marcus, che è invece un cognitivista, che avverte con queste tecniche, diciamo, queste tecniche sono inerentemente incapaci di arrivare a dei livelli di astrazione che possono consentirci di ragionare un po' come ragioniamo noi esseri umani, cioè con un'astrazione che noi chiamiamo common sense, che ci fa per esempio subito capire che un uomo sulla sedia a rotelle è tuttavia un uomo, anche se non risponde a quella silhouette con cui abbiamo addestrato la macchina. Bengio risponde dicendo: dateci più dati, dateci più potenza di calcolo, inventiamo delle architetture di neural network ancora più raffinate con delle tecniche che sono visto a dire, e noi riusciremo a elevare queste tecnologie qui al livello del ragionamento di carattere astratto di cui l'uomo è capace. Marcus dice no, non ci riuscirete mai, e qui continua, diciamo, la discussione tra Democrito e Platone, insomma, la scuola, insomma, razionalistica classica. Bene, come stanno le cose quando noi approcciamo a un tema particolare, che è quello del linguaggio. Ecco, lo diceva Pintarelli prima, lo stesso test di Turing, cioè la prova che una macchina fosse intelligente,
fu inquadrata da Turing come un problema linguistico, cioè se una macchina riesce parlando, interagendo linguisticamente con un essere umano, riesce a dissimulare la propria realtà di macchina e quindi a essere, diciamo, scambiato per un essere umano, allora quella è l'intelligenza artificiale. Quindi già l'idea di intelligenza artificiale nasce proprio nel campo linguistico, nasce con quest'idea appunto di riuscire a sviluppare in silicio nella macchina la facoltà umana del linguaggio. Il primo grosso esperimento di Weizenbaum era appunto Eliza, questa chatbot che era una psicoterapeutica rogeriana. Oggi, diciamo, c'è una grandissima aspettativa sulle interazioni linguistiche, sulle capacità delle macchine di interagire linguisticamente, sono non solo le chatbot, diciamo, quelle di intrattenimento, ma anche i sistemi interattivi di question answering, per esempio, i sistemi in cui le persone riescono a prendere informazione, acquisire informazione o addirittura guidare dei processi attraverso delle interazioni linguistiche. Qui c'è appunto un grandissimo interesse anche industriale, perché pensate a tutto il tema dell'automazione di certi processi gestionali, insomma. C'è una grandissima ricerca, c'è una grandissima focalizzazione dell'industria, soprattutto appunto le industrie che lavorano con grandi quantità di dati, Google, Facebook, eccetera. E quindi l'intelligenza artificiale si trova ad affrontare il tema del linguaggio. Come lo fa? Lo fa recentemente appunto cercando di sfruttare questa grande potenzialità dell'apprendimento automatico delle reti neurali, eccetera. Allora, il tema che io vorrei sviluppare qui brevemente e sinteticamente è questo, cioè ci si riuscirà? Cioè, abbiamo possibilità veramente di arrivare a delle macchine che comprendano, che siano capaci di deep understanding, come si dice, cioè di comprensione profonda di ciò che si veicola attraverso il linguaggio? E se sì, come faranno? Se no, quali difficoltà incontrano? Vorrei parlare un pochettino di questo. Allora, c'è da dire una cosa, c'è da fare un avvertimento, insomma, che si può assumere anche come punto di partenza della riflessione. Tutta la filosofia novecentesca, la filosofia analitica novecentesca, cioè la filosofia che si è sviluppata, diciamo, in ambiente anglosassone nel Novecento, è una filosofia del linguaggio. Il famoso linguistic turn, la svolta linguistica, guidata, sostanzialmente incarnata da questo grande filosofo che era Ludwig Wittgenstein nei primi del Novecento, è tutta una riflessione che nasce diciamo, attorno all'idea che i problemi filosofici siano sostanzialmente problemi linguistici e che il linguaggio sia veramente la dimensione in cui l'essere umano, la specie umana, realizza la sua specificità, la sua autentica specificità rispetto, diciamo, alle altre specie animali. Ecco il motivo per cui ci fidiamo più di un medico che osserva una radiografia che non di un piccione, è sostanzialmente che poi col medico ci possiamo parlare, invece col piccione no. Ecco. Quindi tutta la filosofia del Novecento è una filosofia del linguaggio e ruota attorno al grande tema della teoria del significato. Okay? Cioè perché noi, gli esseri umani, riescono a condividere dei significati, a intendersi,
intendersi. Sostanzialmente, se io sto a tavola e dico a mia figlia passami il sale, mia figlia mi passa il sale in effetti, non mi passa un bicchiere. Okay? Come posso essere certo che mia figlia mi passi il sale, come facciamo ad intendersi su ciò che sia sale, eccetera. Bene, sono state proposte, diciamo, moltissime riflessioni, teorie, ipotesi, eccetera, però sostanzialmente dopo una grande stagione di sviluppo, di elaborazione che ha visto diciamo, filosofi come Quine, come Dennett, come tutti i filosofi, diciamo, analitici del Novecento, questa discussione non è approdata, diciamo, ad una teoria solida, condivisa, universalmente accettata, eccetera. La stessa linguistica, cioè gli studiosi del linguaggio, sono arrivati sostanzialmente a isolare il problema del significato, ma non affrontandolo diciamo, direttamente, ma diciamo, confinandolo in un'area problematica di cui sono noti i contorni. Per esempio lo strutturalismo, tutta la scuola di Saussure, è sostanzialmente un approccio al significato, il quale si limita a dire che il sistema dei significati è un sistema di relazioni reciproche, un sistema in cui tutto si tiene, per cui se cambio il valore semantico di una parola si scivola, insomma, si sposta, si allarga, allora tutto il sistema dei segni attorno si ricompone e si riaggiusta quindi per recepire questo cambiamento linguistico. Tuttavia, ecco, di entrare nel merito del perché, del come una parola arrivi a significare concettualmente una certa cosa, su questo c'è ancora, diciamo, abbastanza sono ancora problemi aperti, che non hanno avuto uno sviluppo molto significativo, diciamo, dopo gli anni 70. Ecco. Quindi ci troviamo oggi con una grande potenza tecnologica, con una grande tecnologia, ad affrontare un problema che è filosoficamente abbastanza aperto, è ancora abbastanza aperto. Cosa significa questo? Significa che dobbiamo stare attenti, non dobbiamo farci prendere, diciamo, da facili entusiasmi davanti a quelli che sono effettivamente degli avanzamenti e sono dei successi locali delle tecnologie linguistiche, no? Allora, le tecnologie linguistiche basate sulle reti neurali, fortunatamente posso parlarne dopo la chiarissima esposizione di Quintarelli, si basano su un approccio che si chiama unsupervised learning, cioè apprendimento non supervisionato. Cosa significa? Avete visto nelle slide precedenti che per addestrare una rete bisogna dare quello che si chiama un training set, cioè bisogna prendere un po' di questi dati, annotarli, metterci qualcosa, diciamo, mettere su questi dati una loro interpretazione, dare un'interpretazione a questi dati, dopodiché si guida la macchina a dare lo stesso tipo di interpretazione che è stata precedentemente immessa nel sistema, e la macchina riesce ad applicare ciò che ha appreso su dati nuovi, su dati che non ha mai ancora osservato. Questa è tecnica di apprendimento supervisionato, tuttavia sul linguaggio incontra un grave problema, cioè il linguaggio è un campo sterminato. Adesso considerate che il parlante medio usa circa 2000 vocaboli per parlare delle cose fondamentali, ma poi ha
padroneggia un vocabolario mediamente di diverse decine di migliaia di parole, anche che usa raramente, anche che usa soltanto una volta all'anno o anche meno, e di cui però conosce il significato. Ecco, se noi dovessimo dare una annotazione, ed è stato fatto, sono degli approcci anche che si usano, a tutto questo materiale che è il linguaggio umano, anche nel suo divenire, perché purtroppo il linguaggio ha questa sinistra caratteristica che cambia continuamente in evoluzione, ci troviamo subito in una grave difficoltà. Allora, qual è stata la svolta nella intelligenza artificiale moderna? È che per quanto riguarda il linguaggio, si sono sperimentate con successo alcune tecniche unsupervised. Cosa significa? Mi basta prendere dei grandi corpora testuali, milioni, ma che dico, miliardi di parole, di token, messi in testi, frasi che sono prese da giornali, da siti, adesso tipicamente da Wikipedia, che è diventata una sorgente, diciamo, fondamentale, cruciale per il machine learning linguistico. E che cosa si fa? Si fa un gioco molto carino, si prende una frase, si tolgono alcune parole, ok? E quelle parole e si addestra la rete a riconoscere quale sia la correlazione tra le parole non mascherate, non tolte, e quelle che sono state mascherate. Cioè sostanzialmente si insegna alla macchina a riconoscere che relazione c'è tra una parola e il suo contesto. Okay? E il suo contesto. Ora, guardate bene, questa idea qui è molto furba, perché consente di addestrare queste macchine automaticamente, non c'è bisogno di annotare nulla, ed è una tecnica che riprende tra l'altro un filone della linguistica classica, che si chiama distribuzionalismo, ed è stato studiato anche teoricamente dai linguisti soprattutto statunitensi degli inizi del Novecento, Bloomfield, Harris, questi qui, che usavano queste tecniche perché loro studiavano, diciamo, i linguaggi degli indiani d'America, che non avevano vocabolari, non avevano testi, e quindi diciamo, usavano queste tecniche per capire quali fossero tipicamente i rapporti di sinonimia o di similarità semantica tra diverse parole. Queste tecniche quindi sviluppate nella linguistica dei primi del Novecento, delle prime decadi del Novecento, e poi diciamo severamente contestato da Chomsky, da tutta un'altra linguistica che si sviluppò successivamente a partire dagli anni 60, sempre a dimostrare che la dialettica tra empirismo e razionalismo circola sempre, ha sempre circolato e circolerà ancora, come poi dirò. Bene, queste tecniche qui, applicate alle reti neuronali con i metodi unsupervised, consentono di sviluppare dei modelli molto potenti e sofisticati, che sostanzialmente sono in grado di dire quale sia la similarità tra due frasi, oppure quale sia la parola più probabile che io sto per dire dopo quelle che ho detto fino adesso, quindi consentono di fare questi task, queste cose qui, in modo molto efficiente e senza nessuna supervisione da parte dell'essere umano, ma soltanto con giganteschi calcoli di regressione, come quelli che ha fatto vedere Quinterelli prima, di una dimensione tale, ecco, lui prima parlava di cosa serve per insegnare a una macchina a riconoscere dei caratteri. Beh, per addestrare i modelli linguistici con queste tecniche qua servono potenze di calcolo mostruose che oggi poche diciamo, organizzazioni possono permettersi, e non è un caso che siano tecniche molto sviluppate
da chi detiene questi mezzi adesso, insomma, con le grandi corporation, soprattutto statunitensi. Bene, queste tecniche qui consentono quindi di stimare con una buona approssimazione la similarità tra frasi, e i modelli linguistici che producono possono essere poi successivamente usati per dei task diciamo intelligenti, utili, per esempio il question answering, cioè rispondere ad una domanda andando a trovare la risposta in un testo. Okay. Questa è stata, lo citava prima anche nella presentazione di Venterelli, il grande successo di un sistema IBM che era Watson nel 2011, che era in grado, ed è tuttora in grado, di sbattere i campioni umani ad un gioco che si chiama Jeopardy, che è un gioco di un quiz televisivo. Voi siete troppo giovani per ricordare Rischia Tutto, ma era sostanzialmente Rischia Tutto, cioè una domanda che attiene a un campo dello scibile umano e il concorrente dà la risposta giusta. Il modo in cui Watson batteva, insomma, giocava a questo gioco era veramente incredibile, sorprendente. Ci fu un contest, cioè ci fu la televisione americana, il canale su cui si gioca Jeopardy, ha organizzato un gioco con i campioni e Watson ha vinto. Io ebbi la fortuna al tempo di seguire questo progetto proprio dall'interno. Non era basato su reti neurali in particolare, ma su tecniche abbastanza poi simili, e quindi posso dire che Watson, pur non capendo assolutamente su che cosa significasse la sua risposta, eppure rispondeva con una grande accuratezza. Cosa possiamo aspettarci da queste tecniche per quanto riguarda il modo in cui noi ci apprestiamo a comunicare con degli agenti automatici, con degli agenti intelligenti? Bene, si è capito chiaramente che queste tecniche qui funzionano bene per dei task molto specifici, e tuttavia si è capito che queste tecniche empiristiche basate sui dati devono essere necessariamente supplementate. Okay? Se vedete i contributi a quelli che sono le moderne le conference attuali sui metodi empirici del Natural Language Processing, tutti stanno cercando modi per reintrodurre quelle conoscenze di tipo razionale, di tipo enciclopedico, che sono state espunte, sono state messe da parte da questi metodi unsupervised. Tutti cercano in modo di reintrodurle per colmare questa lacuna proprio concettuale. Quindi stiamo assistendo proprio in questi ultimi tempi un po' a un ritorno verso l'idea di fornire alle macchine anche delle conoscenze di tipo esplicito, di tipo razionale, di tipo enciclopedico, di tipo lessicografico, quindi si ripropone il tema di come dotarsi di queste risorse, come organizzarle, come svilupparle, come integrarle con gli approcci neurali, eccetera. E questa è la ricerca che si sta facendo adesso. Chiudo questo intervento parlando dell'italiano. Ecco, se è vero che queste risorse
di tipo lessicografico, enciclopedico, devono tornare in gioco in qualche modo, perché le reti neurali più di tanto non riescono a fare. Ecco, allora c'è da chiedersi, ma come stiamo, ci sono queste risorse per l'italiano? Qui è un grande tema di sviluppo, diciamo, industriale, indirizzo. Io diciamo, in tutte le occasioni diciamo, sollecito e invito a un impegno, a una focalizzazione su questo. Noi abbiamo bisogno di queste risorse per WordNet, la rete semantica per open source, open data per l'inglese è fatta molto bene, per l'italiano purtroppo invece siamo ancora fermi diciamo a una decina di anni fa. C'è bisogno di investimento, c'è bisogno di sviluppare terminologie tecnico-specialistiche, per esempio per la medicina. Adesso se le avessimo avute a disposizione per fare il sistema di intelligenza artificiale per contrasto a Covid, ci avrebbero fatto molto comodo. Abbiamo scoperto che non ne abbiamo. Ecco, c'è un grande tema, diciamo, di sviluppo industriale, dove si intersecano ricerca, sviluppo industriale, prospettive, diciamo, per il paese, per il sistema paese, ecco, che è molto interessante, e vi ringrazio per avermi dato l'occasione di portare questo tema alla vostra attenzione. Grazie Nicola. Come sai sono giornalista professionista e anche in uscita a giugno un mio libro che tu gentilmente adotterai, almeno in parte, sull'intelligenza artificiale per Mondadori Università con un giurista noto, Guido Scorza. Nel mio libro tratto alcuni temi dell'intelligenza artificiale con l'idea di dare una guida, un manuale alla comprensione del fenomeno. Quindi quello che mi interessa evidenziare adesso è un aspetto soprattutto, perché nei giorni scorsi sono usciti diversi articoli, ma uno in particolare mi ha colpito, del MIT Technology Review, un rapporto che dice una cosa che già era un po' nell'aria e stavo già un po' meditando, cioè che la crisi del coronavirus, la pandemia, insomma anche i problemi economici che ne conseguono, senza dubbio avranno un ruolo di accelerazione di un fenomeno che già era un po' in nuce in Italia, in Europa, nel mondo, cioè quello dell'automazione. In generale un'accelerazione della trasformazione digitale, è vero, lo stiamo già vedendo, lo smart working, questa stessa lezione, però questa è un pochino solo la superficie. Solo sul preoccupare. No, dicevo, c'è un rapporto molto interessante del MIT Technology Review che dice questo, insomma, la crisi della pandemia, tutto ciò che è associato, anche insomma la crisi socio-economica, oltre che sanitaria, accelera non solo la trasformazione digitale, cosa che già un po' l'abbiamo capito, ma anche l'automazione, la cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Tanto per essere chiari, la trasformazione digitale, lo smart working, quello che stiamo facendo anche adesso, è un po' la terza rivoluzione industriale, uso di internet, no? Computer. Invece la quarta rivoluzione industriale è qualcosa di successivo, ovviamente, che passa dall'automazione, dall'intelligenza artificiale, da quindi un utilizzo di algoritmi che tramite anche molti dati disponibili riescono a formulare delle decisioni, a prendere e questo a differenza della terza rivoluzione industriale ha un impatto molto forte anche sul lavoro, su alcune funzioni lavorative. Quindi ci sarà un'automazione maggiore in conseguenza della crisi del coronavirus per due motivi essenzialmente. Ecco, in generale
ogni crisi spinge di più le aziende a diventare più efficienti, le aziende ma anche i paesi, è evidente, no? In una crisi devi essere migliore per sopravvivere, questo è banale, però le caratteristiche di questa crisi rendono ancora di più questo fenomeno. Ora, forse ho dato per scontato che è una cosa che per me ormai è scontata, cioè che per essere più efficienti devi abbracciare la trasformazione digitale, per essere più efficiente come azienda, come paese e come lavoratore. Quindi sicuramente questo è il primo motivo. Il secondo motivo e che sono le caratteristiche stesse di questa crisi, che è dettata, sappiamo, da una pandemia e che obbliga alla distanza, obbliga alla riduzione dei contatti umani e quindi questo motivo in particolare, in aggiunta, spinge le persone, spinge le aziende ad abbracciare la trasformazione digitale da una parte, che chiaramente permette di lavorare a distanza, ma anche l'automazione, in un modo un po' diverso. È quello di cui parla questo rapporto. Ora, per semplificare, la distanza tramite il digitale, banalmente, è, come sappiamo, il collegamento internet e il video che sostituisce la presenza fisica, però con l'automazione risolviamo il problema della fisicità mettendo l'intelligenza artificiale, mettendo robot al posto di persone a svolgere alcuni compiti. Quindi vedete che c'è uno shift, un passaggio di paradigma in più dalla distanziazione dei lavoratori tramite smart working a una vera e propria sostituzione di funzioni tramite l'automazione. Questo è un punto importante che probabilmente ancora a molti non è chiaro, però questo forse è evidente, ha degli impatti molto forti sulla nostra società e anche sui nostri lavori. Ora, per citare Stefano Quintarelli in un suo recente articolo, sicuramente si può dire che tutto ciò che è dematerializzabile a causa in questa crisi diventerà immateriale, perché le aziende sono spinte in questa direzione, però possiamo dire anche che il passo successivo è che ciò che si può automatizzare probabilmente diventerà automatizzato con un ricorso più forte all'intelligenza artificiale, robot, in conseguenza di nuovo della situazione che si è creata. Ora, quindi bisognerebbe chiedersi che impatto tutto ciò avrà sul mondo del lavoro in pratica, e sta già un po' avendo, e che avrà per esempio sul ruolo e sul lavoro dei comunicatori, dei giornalisti, ma non solo. Ora, sicuramente ci torna ancora utile tutto ciò che ha detto la letteratura scientifica riguardo l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro. Ecco, quello resta sicuramente intatto, soltanto che probabilmente viene accelerato il fenomeno e ci metterà qualche anno in meno, grazie o per colpa, a seconda dei punti di vista, della pandemia. Quindi quello che sicuramente è noto è che l'intelligenza artificiale, secondo molti rapporti, Accenture, McKinsey, insomma, eccetera, anche gli stessi OCSE, ha un impatto più ampio sui lavori di alto livello intellettuale, cognitivo, che utilizzano insomma tutti gli strumenti analitico-cognitivi, ma un impatto più profondo sui lavori fisici, sui lavori che hanno elementi insomma più manuali. Sento un rumore adesso in entrata, non so perché. Un microfono. Ecco, grazie. Sì. Ok, allora dicevo, che vuol dire? Ora bisogna fare un passo indietro per capire. Sappiamo, un po' l'abbiamo detto prima con Quintarelli, che l'intelligenza artificiale attuale è molto brava a sostituire alcune funzioni cognitive, soprattutto quelle in un ambito prevedibile, no, ripetibile, ma
difficoltà ancora a sostituire altre funzioni, per esempio quelle fisiche che richiedono destrezza in un ambito non tanto prevedibile, quindi per esempio la capacità di prendere dei frutti con delicatezza se sono troppo maturi. Faccio un esempio concreto dove l'automazione non può entrare ancora così bene, o anche servire ai tavoli. Un robot che serve ai tavoli e probabilmente non arriverà subito, perché richiede una certa destrezza poter evitare persone e bambini, potete immaginare. Quindi tutto ciò che richiede destrezza in contesti poco prevedibili è difficilmente automatizzabile al momento per le caratteristiche attuali dell'intelligenza artificiale, ma anche non riescono tanto bene a sostituire tutto ciò che richiede una pianificazione strategica di risorse umane. Riesce a sostituire abbastanza bene la pianificazione strategica di risorse in generale, quindi non so, riuscire a stanziare tot risorse di macchina per un certo compito, però laddove si tratta di gestire persone è più complicato, e quindi il ruolo del manager, del pianificatore, insomma, per eccellenza, è più al riparo da questo. Chiaramente anche funzioni dove richieste caratteristiche tipiche dell'intelligenza umana, come la creatività, ma anche l'empatia, probabilmente abbiamo ancora bisogno di infermieri. Per un lunghissimo periodo avremo ancora bisogno di infermieri umani, sia per caratteristiche di destrezza, sia anche perché insomma serve quel rapporto umano, o di badanti, insomma. Da questa mappa possiamo capire quali sono i lavori più impattati e quali no. Quindi sicuramente i lavori carattere intellettuale e cognitivo da una parte avranno un impatto, diciamo, più ampio, dell'intelligenza artificiale più ampio, che vuol dire che questi lavori avranno probabilmente sempre di più l'intelligenza artificiale a supporto e non a sostituzione della funzione umana. Quindi l'esempio tipico che può venire in mente soprattutto in questo periodo è quello del medico che utilizza, ma anche gli infermieri, che sempre più spesso in America soprattutto utilizzano algoritmi a supporto di decisioni. Per esempio l'algoritmo può aiutare all'individuazione di un tumore in una lastra, quindi supporto decisionale, non sostituzione del posto di lavoro, ecco, e della funzione lavorativa. Però dicevamo prima, e adesso lo capiamo meglio, l'intelligenza artificiale ha un impatto più profondo sui lavori di tipo base che può automatizzare, nel senso che a quel punto può arrivare proprio a sostituirli del tutto. Probabilmente, scrive il MIT Technology Review in quel nuovo rapporto, probabilmente i lavori di cassieri e alcuni lavori insomma fisici di carattere semplice, ripetitivo, automatizzabili, saranno automatizzati per i due motivi che dicevamo prima: per migliorare efficienza, ma anche per ridurre il rischio sanitario, perché abbiamo sempre meno bisogno, insomma, ce lo possiamo anche sempre meno permettere di avere persone sui posti di lavoro laddove invece ci potrebbero essere macchine, per motivi di efficienza, lo ripeto ancora, di risparmio necessario in un momento di crisi, ma anche perché le condizioni sanitarie, normative sanitarie ce lo impongono. Quindi due motivi molto forti che spingono sull'automazione, non solo la semplice trasformazione digitale come l'abbiamo conosciuta finora, ma anche un'automazione con degli impatti fortissimi sul modo di lavorare, ma anche sull'economia, sulla società. Quali lezioni possiamo ricavare da tutto ciò? Sicuramente molto rapidamente delle lezioni di policy nazionale. Tutti i rapporti, la letteratura scientifica dicono chiaramente che ci sarà un fortissimo ruolo delle politiche pubbliche per gestire questo fenomeno. Anche in questo caso la crisi ha accelerato un'esigenza che c'era già prima, e tuttora già adesso vediamo
e lo dicono anche gli esperti, un maggiore ruolo del pubblico per permetterci di gestire questa situazione, no? Tutti i vari incentivi, le misure, le norme anche per lavorare adesso. Vuol dire, per quanto riguarda l'automazione, che ci sarà sempre più bisogno di uno stratega pubblico che accompagni la trasformazione con una formazione dei lavoratori, ma anche con un supporto economico, evidentemente, per chi si trova in una situazione di sostituzione a causa delle macchine. Ci deve essere sicuramente, secondo almeno un crescente numero di studiosi, un bisogno maggiore di una forma di reddito universale che permette ai lavoratori lasciati fuori di continuare, insomma, a restare a galla mentre si formano eventualmente per un nuovo lavoro. Quindi politiche pubbliche in varie direzioni, sia quella di supporto alla sussistenza, sia sempre di più però anche alla formazione e alla trasformazione dei lavoratori verso la necessaria trasformazione digitale e il lavoro insieme alle macchine. Non solo dei lavoratori, accompagnamento non solo dei lavoratori a questa trasformazione, ma anche delle aziende, con incentivi, con formazione dei manager, perché insomma l'intera società diventi più pronta alla trasformazione digitale, che adesso coinciderà anche con l'automazione stessa. Di nuovo è qualcosa che gli esperti dicono già da qualche anno, i rapporti che ho letto per il mio libro lo dicono già da qualche anno, però la notizia è che adesso dobbiamo accelerare. Questa pandemia ci obbliga, insomma, ad accelerare, obbliga, come vedete, i paesi ad accelerare le politiche pubbliche, obbliga le aziende a trasformarsi, a studiare, obbliga, ahimè, anche i lavoratori a evidentemente aggiornare le proprie competenze per accettare questa trasformazione e per essere pronti a questo domani. In che modo? Beh, sicuramente per i lavoratori significa aggiornare le proprie competenze rapidamente alla terza e alla quarta rivoluzione industriale assieme, un po' come il CEPU, bisogna fare 2 anni in uno. Chi non ha fatto la trasformazione digitale, non ha ancora reso, insomma, interiorizzato quella della terza rivoluzione industriale, i computer, internet, ha veramente l'ultimo treno per farlo. Qualsiasi lavoro probabilmente adesso è costretto a farlo. Un po' lo stiamo vedendo già adesso, il negoziante deve un pochino capirne di e-commerce, qualsiasi negoziante adesso. Quelli che hanno capito il fenomeno sono riusciti in qualche modo a lavorare, anche se erano chiusi fisicamente, sono riusciti a compensare un pochino con l'e-commerce, con le app, insomma Just Eat, lo vediamo tutti intorno a noi, chi è stato più pronto tra i negozi a cogliere questa trasformazione, chi invece ha chiuso le saracinesche e basta, no? Ecco. Però di nuovo non basta, dicevo 2 anni in uno, trasformazione della terza rivoluzione industriale è tanta carina, ma è già un pochino vecchia. La quarta rivoluzione industriale è quella che già dobbiamo accogliere nelle nostre vite lavorative. Qui si potrebbero fare tanti esempi per ciascuna professione, nel mio libro dedico un capitolo a parte. Sicuramente possiamo parlare del lavoro del giornalista, del comunicatore nella quarta rivoluzione industriale, tra le tante professioni che possiamo esplorare. Io quello che leggo nei vari articoli, rapporti, insomma, è questo, che gli algoritmi già sono entrati nelle redazioni, questo forse l'avete visto. Il modo più eclatante in cui sono entrati è quello dell'algoritmo che scrive articoli. Questo è il fenomeno che è emerso già nei media. Ci sono le principali redazioni hanno e utilizzano algoritmi, per esempio
dicevo appunto per scrivere articoli. Che tipo di articoli? Gli articoli ripetitivi, quelli semplici, che sono rielaborazioni di informazioni abbastanza obiettive, i rapporti finanziari, andamento azionario, delle azioni, previsioni del tempo, tutto ciò che insomma parte da alcuni dati e poi una macchina banalmente trasforma quei dati in parole, con pochissima creatività, diciamo nulla. Questo lavoro e il Wall Street Journal, molti siti di meteo già l'hanno automatizzato con l'algoritmo. Con quali vantaggi? Beh, è ovvio, tempestività, risparmio di costi, e i giornalisti possono quindi concentrarsi su articoli che richiedono quelle funzioni umane ancora non automatizzabili e spero forse mai. Ecco. Questo è un livello abbastanza macro del fenomeno algoritmo in redazione, possiamo dire così, però l'algoritmo è entrato in redazione in tutte le redazioni anche per altre funzioni. Per esempio, pensando alla mia testata agendadigitale.eu, il nostro lavoro è continuamente a contatto con algoritmi di intelligenza artificiale, probabilmente non algoritmi tanto sofisticati, però l'algoritmo di Google, quello insomma che regge l'indicizzazione sui motori di ricerca, è ogni ora presente nella vita della nostra redazione, così come di qualsiasi redazione che vuole in questo momento storico avere ancora dei lettori. Quindi questo è un esempio banale di come una redazione continuamente deve lavorare con le macchine, anche se forse non se ne rende conto. Ora, per fare un esempio, ogni mattina una redazione moderna controlla sull'algoritmo di Google qual è come sta andando il traffico. Va bene, questo è banale, però anche come sono indicizzati i diversi articoli, gli articoli principali, che posto sono sulla pagina di Google, e cerca di capire come quell'algoritmo sta cercando di interpretare i nostri contenuti e valorizzarli. Quindi, per esempio, la console di ricerca di Google ci dice quali sono le ricerche più diffuse, più popolari, ciò che cerca di più, insomma, il nostro pubblico. Ti faccio un esempio. L'articolo più letto in questo mese è quello che ti spiega come ottenere un bonus, un incentivo del governo, 600 euro, no? La Search Console di Google cosa ti dice? Ti dice, bene, in questo articolo tu hai queste parole chiave, query si chiamano in gergo tecnico, che sono cercate da tot persone. E poi c'è un tot di persone che ti vede sulla pagina della ricerca di Google, ma non ti clicca. Allora devi capire perché non ti stanno cliccando. E poi ti dice anche, vicino a questo tema, gli incentivi per il coronavirus, le persone cercano molto, in particolare, quando arrivano i pagamenti, questa query, no? Che è una query, anche in questo caso, una query algoritmica. Allora tu devi adattare l'articolo a quello che cercano le persone, ed è un lavoro a stretto contatto con l'algoritmo Google, che ti dice cosa ti cerca come ti cercano le persone. Devi anche scrivere in modo tale che l'algoritmo Google capisca che tu hai capito, capisca che tu insomma hai fatto un articolo che risponde a quelle domande dei lettori espresse sul motore di ricerca. Quindi il motore di ricerca, intelligenza artificiale del motore di ricerca, grande intermediario della comunicazione tra noi e i lettori. Questo è un tema tra l'altro di un master che ho appena fatto con l'Università di Udine qualche giorno fa.
questo un po' un esempio del giornalista, come noi dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare spero di essere stato abbastanza chiaro, per adattarsi alla quarta rivoluzione industriale. Probabilmente è solo l'inizio, avremo a breve un algoritmo in grado forse di dirci con maggiore puntualità che cosa vogliono le persone, come dobbiamo soddisfare quelle richieste. Forse riuscirà a scriverci almeno metà dell'articolo, non lo so, e il resto noi potremo concentrarci sul valore aggiunto, su un commento più a valore aggiunto. Questo cambia molto il modo di lavorare, ma anche forse può aggiungere più valore alle nostre cose, ma anche è un'opportunità, è una sfida assieme, no? Come tutti i grandi cambiamenti, ma anche, ecco, c'è la sfida di non restare indietro. Le redazioni che non lo faranno, le redazioni che non abbracceranno o non abbracceranno abbastanza bene questo cambiamento, verranno soppiantate dalle altre. Io ho detto redazioni, però potrei sostituire la parola redazioni con qualsiasi altro lavoro in ufficio che o in fabbrica, dove le macchine sempre di più e sempre con maggiore velocità entreranno. Si pensa, pensando alle fabbriche, al lavoro dell'operaio, secondo i rapporti, l'intelligenza artificiale in fabbrica obbligherà gli operai a formarsi per lavorare con le macchine, quindi alcune funzioni vengono sostituite direttamente dalla macchina, non la fa più l'operaio ma la fa il braccio meccanico, però l'operaio dovrà imparare a collaborare con questa macchina, mentre la macchina fa qualcosa lui dovrà fare qualcos'altro oppure anche gestire la macchina. Quindi c'è uno spostamento di funzioni nel rapporto uomo-macchina che si può vedere, che si vedrà. E di nuovo, per riassumere, tutto quello che stiamo vedendo, la pandemia, la crisi economica che forse ci colpirà, accelera questo fenomeno, probabilmente ci metterà qualche anno in meno e obbligherà tutti noi, cittadini, lavoratori, a studiare molto per non restare indietro, per abbracciare il cambiamento.